Venezia si spopola perché troppo anziana, da oggi è vietato morire, parole ironiche del sindaco Brugnaro, mentre il professor Zecchi parla di migrazione dei giovani perché città poco attrattiva. Brugnaro si arrampica sugli specchi, Matteo Secchi di Venezia.com replica così al sindaco, secondo il quale la perdita di abitanti è dovuta alla morte di una popolazione oramai molto anziana. Nuovo lutto a Sottomarina, che piange la scomparsa di Daniele Tenchella, morto a 30 anni nell'incidente alla vigilia di Pasqua. Domani i funerali di Gianni Luisella e Davide Scaramanti, morti nell'incendio in casa. Incidente mortale invece ieri pomeriggio a Noventa di Piave. In un video gli istanti prima dello schianto costato la vita a un 28enne di Salgareda. La cultura non è chiusa a nessuno, il padiglione Israele sarà alla Biennale, così oggi il sindaco Brugnaro risponde a distanza a quanti ne avevano chiesto l'esclusione. Al distretto sanitario di via Cappuccina a Mestre sono iniziati i lavori per la nuova casa di comunità, il fabbricato del valore di 7 milioni finanziato coi fondi del PNRR. A Venezia torna a splendere l'Annunciazione di Tiziano, la magnifica opera custodita alla Scuola Grande di San Rocco dopo un accurato e certosino lavoro di restauro. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3 e dunque prima di iniziare con i servizi vi sottopongo il sondaggio di quest'oggi. Il tema lo avete sentito durante le nostre trasmissioni della giornata, poi come sempre l'esito ve lo daremo nel corso di Ring, la prima serata di Antenna 3. Un tetto alla presenza di alunni, studenti stranieri in ciascuna classe, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690 e appunto l'idea lanciata dal leader del Carroccio Salvini sta facendo discutere, vedremo cosa ne pensate anche voi. Parliamo di Venezia adesso, Venezia che si spopola perché troppo anziana, da oggi è vietato morire, fa dell'ironia il sindaco Brugnaro, mentre il professor Zecchi parla di migrazione dei giovani perché il capoluogo lagunare sarebbe poco attrattivo. A cosa si deve lo spopolamento di Venezia con i suoi meno di 49.000 residenti, cioè 7.000 in meno dal 2016, data di insediamento di Luigi Brugnaro? A rispondere lo stesso primo cittadino. Venezia è abitata per lo più da anziani che nel frattempo sono passati a miglior vita. Così stamane lo stesso Brugnaro. Ogni anno andiamo sotto la soglia dell'anno precedente perché la città è la città di anziani, bisogna che la gente non muori più. Io ho pensato di fare un decreto, faccio un divieto, allora ai cittadini veneziani sappiate che da oggi è vietato morire. Primo cittadino che tra ironia e sense of humor analizza nello specifico il trend in atto in tutta Europa, dice, è dovuto al saldo tra chi nasce e chi muore. Il trend dell'invecchiamento è del paese, non è di Venezia, è dell'Italia. Se qualcuno non si è reso conto lo dichiariamo ufficialmente. Il paese Italia è uno dei paesi insieme al Giappone più vecchi del mondo. Perché non nascono bambini, ma non da oggi, da 30 anni. Così anche l'ex consigliere di opposizione, da maggio 2003 passato alla maggioranza, con delega alla cultura. Il professore di estetica Stefano Zecchi sostiene però che siano i giovani la causa dello spopolamento. Sono loro a migrare altrove, dice, visto che Venezia, sia dal punto di vista lavorativo che di svago, offre ben poco e poco attrattiva. Il problema è riuscire a dare vitalità a Venezia e questa vitalità la può dare proprio un mondo dell'arte, un mondo che va incontro ai giovani, ecco come si è visto questa biennale, cioè c'è poco da fare, le persone anziane vogliono un ritmo di vita che è diverso da quello del giovane, vuole il silenzio, la lentezza, il giovane vuole la velocità, vuole quella confusione che aggrega e quindi lo spopolamento di Venezia è un problema di spopolamento dell'Italia intera, dell'Europa intera. Non ci si può arrampicare sugli specchi, è la pronta replica di Matteo Secchi di Venezia.com rispetto alle parole del sindaco Brugnaro. Sentiamo. Il sindaco Brugnaro continua ad insistere con questa storia che Venezia si spopola perché le persone muoiono. Sì, è vero, il saldo morti e nati è negativo e muoiono molte più persone, però abbiamo dimostrato con i dati quest'estate, con una conferenza stampa,
che Venezia si spopolerebbe lo stesso anche con il saldo, solamente con il saldo chi esce e chi entra. È una risposta a stretto giro al sindaco Brugnaro, quella di Matteo Secchi, che coi volontari di Venezia.com conduce, oramai si può dire da decenni, una battaglia a tutti i livelli contro lo spopolamento e per la residenzialità a Venezia, e che, dati dell'anagrafe alla mano, aveva già dimostrato quali fossero i movimenti demografici nel comune. Le persone possono essere costrette ad andarsene perché la città è troppo cara o perché oramai non si trova lavoro che non sia nel turismo, ma i motivi per cui Venezia cala di abitanti non è o non è solo la morte fisica dei suoi residenti. Anche la storia che ci sono molte persone che abitano a Venezia e non hanno la residenza, è vero, sì, ce ne sono, ma ci sono anche tantissime persone che hanno la residenza a Venezia ma non abitano a Venezia, e quindi va a pareggiare il discorso. Venezia si spopola, appunto, non ci si può arrampicare sugli specchi, è un dato di fatto che succede da decenni. C'è poi un mercato del turismo totalmente fuori controllo, tutto quasi oramai albergo, bed and breakfast, resort, hotel, pensione, residence, locanda e affittanza turistica. Come pesce d'aprile, Venezia.com ha diffuso la notizia che ora a Venezia si può soggiornare anche in gondola, un'esagerazione che però porta con sé un messaggio più serio di quello che si pensi. Abbiamo preso in giro il fatto che qui a Venezia si affitta indiscriminatamente a tutti tutto, e quindi abbiamo messo in mezzo la gondola, che magari un domani succederà veramente. Andiamo alla cronaca di queste ore. Adesso un nuovo lutto ha colpito il comune di Chioggia, che piange la scomparsa in un incidente stradale all'appena 30 anni di Daniele Tenchella. Domani pomeriggio intanto si celebreranno i funerali della famiglia morta nell'incendio di Sottomarina. Le comunità di Chioggia e di Sottomarina si apprestano ad assistere a 2 funerali in 24 ore per 2 drammi che hanno colpito 2 famiglie molto conosciute in città ad appena una settimana di distanza. La città è in lutto, sconvolta dalla duplice tragedia che, dopo aver portato via Gianni, Luisella e Davide Scaramanti nell'incendio della loro abitazione in via Roma a Sottomarina, ha spezzato a 30 anni la vita di Daniele Tenchella, morto finendo in un canale con la sua automobile la notte tra sabato e domenica. In questo caso, insomma, a perdere la vita un altro giovane. È un giovane anche lui impegnato nel mondo del turismo, perché gestiva appunto un ristorante bar al camping Adriatico e purtroppo è così, insomma. Ora, a 24 ore dai funerali della famiglia Scarmanati, che prevedendo una grande partecipazione si terranno eccezionalmente al padiglione aste del mercato ortofrutticolo di Brondolo, la chiesa di San Martino ospiterà le esequie di Davide Tenchella. Davide lavorava al ristorante di famiglia a lungomare Adriatico. La sua vita si è interrotta in via Capasqua. L'immediato ed eroico intervento del comandante dei Vigili del Fuoco, Terry Costa, che abita poco distante, ha permesso di salvare solo la passeggera che si trovava con Davide. Adesso attenderemo anche gli esiti ovviamente dei rilievi, però mi sento di dare anche un ringraziamento, insomma, lo inviteremo anche in comune ufficialmente al capo di distaccamento dei Vigili del Fuoco di Chioggia, Terry Costa, perché veramente ha messo a rischio anche la propria vita. Anche la notte del rogo c'era stato un intervento coraggioso di 2 persone che si trovavano poco distanti dal luogo della tragedia. Umar Numir, che gestisce un locale a fianco della casa in fiamme a via Roma, e Kevin Varagnolo, pizzaiolo in un ristorante vicino. Purtroppo non erano riusciti ad offrire l'aiuto che avevano tentato di portare in tutti i modi. Eventi drammatici in cui Chioggia e Sottomarina hanno ricevuto una testimonianza reale del senso di solidarietà e cittadinanza attiva che attraversa questa comunità. E poi c'è l'altra tragedia che si è consumata sulle strade veneziane. A Noventa di Piave ieri Pasquetta, a perdere la vita Davis Marson, 28enne di Salgareda. Ore 16:30 la Fiat Punto guidata da Davis Marson, 28 anni, di Salgareda, che imbocca la curva di via Romanziola, Noventa di Piave, poi la virata improvvisa verso sinistra. Le telecamere dell'agriturismo riprendono l'arrivo dell'auto, il silenzio, poi l'urto violentissimo contro una vettura che arrivava dalla corsia opposta. Abbiamo sentito un botto, una cosa spaventosa, e appunto abbiamo visto l'incidente, siamo usciti e abbiamo portato i primi soccorsi, chiamando il 118 perché altro non abbiamo potuto fare. Subito sono arrivati il soccorso, i pompieri in velocità, ma ormai non c'era più niente da fare.
Lo schianto con un'utilitaria con a bordo 3 persone, di cui una signora di 85 anni seduta sul sedile posteriore, che per l'impatto è stata catapultata nella parte anteriore dell'auto. Feriti, ma non in modo grave, sono stati tutti e 3 portati all'ospedale di San Donà di Piave per gli accertamenti del caso. Per Davis Marson, invece, inutile ogni tentativo di salvarlo. Troppo violento lo scontro che ha sbalzato l'auto del giovane sul campo adiacente alla strada. Davis aveva da pochi giorni compiuto 28 anni. A Fausto e Fabio, titolari dell'azienda Opitergina dove lavorava, il messaggio mandato la scorsa settimana: "Non vedo l'ora di tornare", diceva. Il giovane sarebbe infatti dovuto rientrare in queste ore dopo le vacanze pasquali e qualche giorno di malattia trascorso a casa. Lo aspettavamo per festeggiare il suo compleanno, raccontano i titolari. Un ragazzo solare e intraprendente che aveva cominciato a formare i più giovani, che lo seguivano anche nelle sue trasferte all'estero. Davis lascia la mamma Sonia, il papà Giancarlo e il fratello maggiore Loris. Salgareda, paese d'origine del giovane, è in lutto. Nella piccola comunità, infatti, Davis era molto conosciuto, tanti gli amici e i legami con il paese, a partire da quello della famiglia, volontaria da tempo della Proloco paesana. Mi dispiace che un ragazzo di giovane età così perda la vita in questo tragico incidente. Siamo veramente molto addolorati, tutta la comunità è rimasta sgomenta. E dopo 7 anni di latitanza la polizia ha arrestato a Marghera un cittadino straniero condannato nel 2017 a Bari per favoreggiamento all'ingresso illegale in Italia, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Gli agenti lo hanno fermato dopo aver notato un'auto con targa austriaca in sosta. La tessera austriaca esibita ha insospettito i poliziotti che hanno effettuato altri accertamenti. È stato rinchiuso nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove dovrà espiare una pena di 1 anno, 1 mese e 15 giorni di reclusione. E i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato un 43enne e una 45enne romeni. L'indagine era partita a gennaio, quando ignoti, approfittando della distrazione di una turista australiana in attesa del vaporetto all'Accademia, erano riusciti a sfilarle la borsa, dalla borsa il portafogli con documenti e circa 350 euro in contanti. Andiamo a risentire il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che oggi ha detto: la cultura non è chiusa a nessuno, il padiglione Israele, ha dichiarato, sarà presente alla Biennale, rispondendo in questa maniera a distanza alla lettera appello che aveva chiesto l'esclusione proprio del padiglione israeliano. Padiglione Israele, ci sarà, cosa dire, di tanti film, degli oltre 20.000 firmatari che mi hanno chiesto che non ci fosse. Beh, ecco, anche questo, cioè la cultura non è mai chiusa a nessuno. Il padiglione della Russia, tanto per spiegarci, è chiuso perché la Russia non ha voluto partecipare, ma noi non abbiamo mai mandato via nessuno, noi siamo sempre stati aperti a tutto. Così il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, rispondendo alla nostra domanda, ha confermato la partecipazione di Israele alla prossima Biennale d'Arte, che si terrà da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre. A maggior ragione con un padiglione che è sempre stato qua, quello ebraico, le decisioni degli stati sono autonome. Primo cittadino che getta acqua sul fuoco anche sulla bandiera di Israele, presente a Cafarsetti, sede del comune di Venezia, dallo scorso 12 ottobre. Giornata cioè in cui Brugnaro stesso si recò al ghetto cittadino per porgere la vicinanza della città e la condanna al gesto terroristico di Hamas al rabbino capo della comunità ebraica veneziana, Alberto Sermoneta, e al presidente Dario Calimani. Noi abbiamo messo la bandiera per ricordare il momento del 7 ottobre, che è un momento drammatico e tragico. Finché ci saranno gli ostaggi, un ostaggio, noi resteremo con la bandiera. Tolti gli ostaggi, noi toglieremo la bandiera. La bandiera del popolo di Israele continuerà a sventolare dalla loggia di Cafarsetti insieme a quella dell'Ucraina, continua Brugnaro. La stessa vale per l'Ucraina. Finché c'è il conflitto in corso, c'è un'aggressione in corso, noi terremo la bandiera, ma è una presa di posizione rispetto alla libertà, non certamente a una scelta tra uno Stato e un altro. Da qui la condanna anche a Netanyahu. Io personalmente sono per 2 Stati e con rispetto reciproco, però bisogna dire che il rispetto è sempre reciproco, cioè Israele deve smettere immediatamente di fare quello che sta facendo, non c'è dubbio, ma anche quegli altri devono smettere di tirargli i missili addosso. È una cosa che andrebbe detto da tutti, però tante volte si sente, ma tu poi sì, ma non riconosciamo, e allora bisogna che trattino, e sono troppi anni, c'è tanto odio lì. Con la proposta Venezia come il Cairo, città lagunare che si candida come mediatrice in cerca della tanto auspicata pace tra i 2 popoli in guerra. Pace che comincia dalla giustizia. Non a caso, prosegue sempre il sindaco, proprio a maggio, nelle giornate del 9 e del 10, Venezia ospiterà il G7 per la giustizia. La macchina della giustizia deve funzionare
per cui che il G7 venga fatta a Venezia è un grande onore, per cui non è la manifestazione della pace, però ci tenevo molto, è una cosa che devo ringraziare il ministro Nordio, ovviamente, sono loro il governo che sceglie. Al distretto sanitario di via Cappuccina a Mestre iniziati i lavori per la nuova casa di comunità. Ruspe al lavoro al distretto sanitario di via Cappuccina a Mestre per l'abbattimento del vecchio archivio dismesso da oltre 10 anni, dove sorgerà la nuova casa di comunità, più di 7 milioni di euro il valore, interamente finanziata con i fondi del PNRR. Noi abbiamo all'incirca 300 milioni di euro a disposizione, una cifra enorme, direi. È un piano Marshall per la sanità della nostra provincia e qui viene fuori il lavoro di grande sinergia che è stato fatto con la Regione e con le amministrazioni locali. Le case della comunità, gli hospice, gli ospedali di comunità, la realizzazione e il completamento di ospedali in questi anni vedranno proprio un'esplosione. Qui abbiamo visto la prima distruzione di un pezzo storico che però verrà ripristinato e il tutto rientrerà in un enorme programma che cambierà completamente il volto della sanità dell'azienda. La nuova casa di comunità, un edificio di 4 piani, alto 16 metri, ospiterà il nuovo centro prelievi, ambulatori specialistici di cure primarie, l'ufficio anagrafe sanitaria e altri spazi dedicati all'attività amministrativa e di servizio. Uno snodo importantissimo sarà poi la formazione del PUA, il punto unico di accettazione, dove il cittadino deve riuscire a trovare una risposta ai bisogni e dove chi c'è dall'altra parte deve capire anche quali sono i bisogni di questa persona, perché spesso e volentieri sono bisogni sommersi che non traspaiono. Ora parliamo del maltempo di queste ultime ore. La mareggiata non è stata così impattante come si poteva temere. La parità di sabbia è stata contenuta anche per un vento di scirocco che ha presto finito di abbattersi sulla costa. Così l'esito del sopralluogo del presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, per accertare le condizioni della spiaggia di Jesolo nella zona abitualmente più colpita, quella della Pineta. Le foto che ho visto nei social e in alcuni siti web aggiunto sono in qualche modo fuorvianti perché rappresentano una condizione determinata da mareggiate precedenti. Contenuti a quanto pare anche i danni legati in questo caso anche alle tracimazioni del tagliamento nella zona di Bibione e di San Michele. Voltiamo pagina, un'equipe di medici veneziani e trevigiani impegnati in missioni in Sierra Leone. Quando arriviamo troviamo una fila infinita di persone che ci aspettano, ci ha raccontato il capo missione. Ci accolgono benissimo, ci ringraziano con grande sorriso perché quello possono fare e noi non vorremmo sicuramente niente di più. E il nostro è la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile. Questo è il bagaglio umano che i medici trevigiani e veneziani portano a casa alla fine di ogni missione in Sierra Leone. La prima delle 5 previste per il 2024 si è conclusa qualche settimana fa. 15 giorni che hanno visto il dottor Massimo Dal Bianco, urologo veneziano e capomissione medica, il professor Annibale D'Annibale, chirurgo generale trevigiano, la dottoressa Stefania Sterlicchio, anestesista veneziana, la dottoressa Martin Mazzon, strumentista, e la dottoressa Sara Nalina, assistente in sala Monastier, impegnati in 40 interventi chirurgici, alcuni anche complessi. Quando questa gente sa, primo, che arrivano i medici italiani, secondo, che anche le cure praticamente sono gratuite, è una fila ininterrotta di gente che viene. Allora arrivo di fronte al centro salute che offre cure gratuite, un centinaio le persone in fila che attendevano i medici, che si sono subito messi al lavoro. Dopo un primo screening i pazienti sono stati sottoposti in base alla loro patologia ad alcuni esami diagnostici prima di entrare in sala operatoria. E poi si comincia a operare dalla mattina alla sera. Ad essere effettuati soprattutto interventi per gozzi tiroidei e resezioni della prostata. Alle operazioni ordinarie se ne sono aggiunte poi 5 d'urgenza. In tanti anni che io vado in Sierra Leone, ogni volta vengo a casa convinto
che se non c'eravamo noi in quel momento almeno 3-4 persone sarebbero morte. Medici che approfittando delle ferie partono verso l'Africa pagando di tasca propria tutte le spese. Una missione che in un paese in cui un attacco costa 350 euro, la paga media che un cittadino della Sierra Leone guadagna in un anno ha un grande valore, al punto che anche l'edizione del telegiornale locale ne ha parlato. Ora tra i progetti futuri vi è la realizzazione di un alloggio per i volontari e l'ampliamento delle sale degenze, oltre ad un progetto di formazione dei medici della Sierra Leone. E lì c'è un'università, e c'è un'università cattolica dipendente dalla diocesi, e ci hanno chiesto attraverso questo missionario se possiamo fare formazione. Ora invece alla Scuola Grande di San Rocco, perché grazie a Save Venice si è concluso un importante lavoro di restauro conservativo della tela dell'Annunciazione di Tiziano. La tela dell'Annunciazione di Tiziano, dipinta tra il 1522 e il 37, è tornata a splendere maestosa alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia dopo un accurato e certosino lavoro di restauro. L'intervento è stato possibile grazie all'importante finanziamento del comitato privato Save Venice. L'intervento è stato presentato alla presenza anche del patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ed è stato accolto con gratitudine e entusiasmo da tanti veneziani. Il guardian grande di San Rocco, Franco Posocco, spiega l'importanza della giornata. Il quadro è uno dei quadri più importanti di Tiziano e anche uno dei più bei, delle opere più note che sono a Venezia in fatto di pittura. È un annuncio, è un quadro bellissimo che non ha solo la qualità estetica, ma è anche l'annuncio della primavera, l'annuncio della vita che sempre risorge, che sfida il tempo e che è una sorta di premonizione dell'eternità. Un'opera nel cuore di tutti i veneziani. Il quadro è dolcissimo ed è stato amato veramente da tutti i veneziani ed era proprio mostrato come segno di Venezia che nasce. C'è questo mito della città che viene fondata nel giorno dell'Annunciazione e quasi questo quadro sembra voler ripetere questo messaggio. Così si è sviluppato il restauro, lo racconta il restauratore Giulio Bono. È stato un intervento più mirato allo studio dell'opera che non a delle operazioni di conservazione specifiche. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Temporaneo calo della pressione atmosferica. La giornata sarà dunque caratterizzata da una locale instabilità. Il dettaglio di mercoledì 3 aprile. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Avremo qualche precipitazione, specie di pomeriggio, in montagna, localmente fin verso le pianure limitrofe. Generalmente asciutto altrove. Temperature in contenuta variazione, minime tra 4 e 9 gradi, massime comprese tra 13 e 18 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà pressoché coperto e in giornata, come ci mostra la grafica, saranno possibili piogge sparse, in genere deboli e meno probabili sulle zone costiere. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo prevarranno le nubi con solo degli sprazzi di sole e in giornata saranno possibili anche dei rovesci. Temperature minime sui 5 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.